come ho cominciato a creare arte qua, a Napoli. Mm. E quando sono arrivata a Napoli, era il periodo della mia vita che non volevo più dipingere. Perché sempre credo che mi impegnavo solamente per arte. Non lasciavo spazio per la vita, cioè le cose banali, per stare in compagnia con altre persone. E quindi ho deciso di lasciare per un po'. Poi ho cominciato dopo un po' di credere che c'avevo per sempre, non avevo niente a che fare con arte. E a Napoli ovviamente non mi mancava compagnia delle persone, cioè non potevo rimanere mai da sola, cioè anche se volevo avere momenti di solitudine, di riflessione. E è successo che tutte le persone, tutti gli approcci con le persone che ho cominciato a conoscere all'inizio erano artisti, anche molto, cioè, molto importanti. Cioè, uno dei primi artisti che ho conosciuto a Napoli era Salvatore Italiano, Adriana De Manes, Enzo Bergamene. E comunque credo che anche queste persone, frequentando queste persone, ho cambiato idea e ho cominciato di nuovo a fare la mia arte. Sicuramente è cambiata un po' da come era prima. Vivendo intensamente a Napoli, perché a Napoli si può vivere solamente intensamente, la mia pittura è diventata più viva, più espressiva. Io che in genere dipingo le persone che mi circondano, quindi ho cominciato a dipingere tutte le persone, a ritirare le persone che ho conosciuto qua. E la cosa bella è che io non chiedevo alle persone a posare. Venivano persone da me e mi chiedevano se possono fare a me modelli. E io ero abituata sempre di modelli che stanno in silenzio, posano fermi minimo per mezz'ora. Invece i nuovi modelli di Napoli erano molto impazienti, quindi era una grossa fatica all'inizio volevo solamente dipingere. Non mi interessava di esporre, quindi non frequentavo né gallerie né associazioni culturali, spazi, quindi non mi orientavo più o meno, cioè, nei meccanismi di arte, cioè, in generale. Da qualche anno sto frequentando un po' di gallerie in vari posti e mi sto rendendo conto che è un meccanismo molto brutto. Cioè, ho notato che ci sono un sacco di artisti giovani, pieni di idee, in continuazione scartati, non accettati. E sto frequentando da un paio di mesi, ho scoperto uno spazio, la Nifice 25, grazie a Gianni Anito che mi invitava di andare là a vedere cosa fanno, cioè un sacco di volte mi mandava messaggi con programmi, eventi che fanno là, io ho cominciato ad andare e ho scoperto veramente un bel gruppo di persone che hanno aperto questo spazio penso unico spazio vero che dà possibilità di esprimere artisti di Napoli, soprattutto di Napoli. Mi ricordo una bellissima mostra concorso di viaggio e là ho trovato le opere a livello, veramente a livello, tutti artisti campani che mai prima ho conosciuto, forse un po' perché in gallerie di Napoli fanno una selezione. Credo che hanno sensibilità verso la creatività. Quindi ho scoperto veramente un sacco di artisti campani molto molto bravi.
qualche piccolo contatto con galleria avuto, che erano sempre alla fine esperienze negative. E non voglio adesso nominare i nomi, però comunque ho avuto 2 o 3 contatti con gallerie e sono finiti dopo una personale, sono finiti, il discorso è venuto là e non c'era mai una continuazione, un dialogo. Io comunque sempre ho fatto la vita di notte perché lavoravo come barman e avevo contatto con parecchia gente, come già prima dicevo, la gente veniva da me e mi chiedeva di posare come modelli. Diciamo il mio pubblico è quello del popolo, cioè, le persone la vita di notte. Ho fatto varie mostre in locali, in passato a Velvet e a Mattone, dove lavoravo come barman. Diciamo, ovviamente questo non mi permette di vivere, cioè, di arte. Credo che qualsiasi artista, cioè ovviamente questa non è la prima cosa è passione, però ogni artista, cioè, ben viene se riesce a vendere sua arte. Comunque, certo che spesso sono rimasta male, che non riesco a trovare il modo che potrei lavorare, cioè, come artista solamente. Ma comunque la mia arte porto sempre davanti, nel bene e nel male. Lo spazio dove lavoravo era di 20 metri quadrati e i miei quadri non c'entravano dentro, quindi alcuni mi depositavano nel garage, alcuni nel deposito del lavoro. Non c'è una regola che cos'è arte, come deve essere arte, non deve essere, non c'è regola. Io credo che ogni artista ha la sua personalità, ha il suo modo di comunicare con il resto del mondo, vede le cose a suo modo. Per me qualsiasi forma d'arte, qualsiasi modo di pensare è sempre arte, finché è fatta con convinzione, con passione. Spesso si sente che l'arte è morta, che non c'è niente di nuovo da fare, non è vero, non sono d'accordo con questa cosa. C'è sempre qualcosa di diverso nella forma, nella struttura. Così in arte, cioè, ogni artista che crea qualcosa di diverso. Anche il discorso della pittura, per esempio. Ho notato che in Italia si usa molto il realismo. Alcuni sono contro questa idea di dipingere, cioè, in modo realistico, ma comunque, cioè, non c'entra niente la tecnica, l'importante è, cioè, cosa non trasmette, importanti concetto, idea e anche modo di realizzare. Ci sono artisti che danno più importanza al concetto e altri artisti che danno, cioè, più importanza all'estetica, al modo di realizzare il lavoro. Ovviamente sarebbe, cioè, la cosa migliore che tutte e due cose, idea e modo di realizzare l'opera vanno pari. Ci sono artisti molto istintivi, di grande bravura, che non hanno una, cioè, idea, parte da interiorità, dall'inconscio. E io credo che tutti e due,
cioè finché sono ben fatti tutti e due i modi, cioè, di fare arte vanno bene. Cioè, come ho detto già dall'inizio, che non si può classificare quale tipo di arte è meglio o no. Cioè, se arte fatta, come già detto prima, con passione, fatta bene, secondo me, cioè per me, io accetto, cioè, qualsiasi tipo di arte fatta bene, senza distinguere se c'è l'importante c'è concetto o modo di realizzare.